Si celebra oggi la festa di San Gerlando, patrone dell'arcidiocesi città di Agrigento. Questa sera solenne pontificale presso la cattedrale alle ore 18. A presiedere la solenne cerimonia non sarà presente il cardinale Baldo Reina, impegnato attualmente nelle sue funzioni religiose a Roma, per via delle carenti condizioni della salute del Santo Padre, come invece precedentemente annunciato. Guiderà la funzione religiosa Monsignor Luciano Paolucci, vescovo di Gubbio, città di Castello. Durante la cerimonia anche l'offerta dell'olio da parte della comunità ecclesiale di Agrigento con la preghiera del corpo della polizia municipale della città. La funzione, come comunicato, sarà possibile seguirla per chi è impossibilitato di recarsi alla cattedrale anche sul canale YouTube dell'Arcidiocesi. Intanto, ieri sera, nell'ambito delle manifestazioni religiose dedicate al patrone San Gerlando si è tenuto il pellegrinaggio giubilare delle parrocchie della comunità ecclesiale, con raduno in via Plebis Rea e il pellegrinaggio pre via Duomo verso la cattedrale. A seguire si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Alessandro, concelebrata dai parroci della nostra città, con il pensiero rivolto al Santo Padre. Don Mario, siamo ormai quasi per varcare la soglia della porta centrale della cattedrale. Oggi si è appena celebrato il pellegrinaggio delle parrocchie della città di Agrigento, vigilia di San Gerlando, per il loro giubileo. Le parrocchie si sono radunate per vivere questo momento di devozione, di preghiera. Il nostro pensiero va al Santo Padre, il nostro pensiero è unito a tutto quello della Chiesa e varchiamo le porte della nostra cattedrale fiduciosi che il Signore ancora una volta ha vinto il mondo e la nostra preghiera possa essere segno di una comunità viva e peregrinante.